come tutti noto, l'esperienza veneta è caratterizzata in tutti gli ambiti più dal fare che dal predicare, no? E quindi più dal sperimentare iniziative concrete che fare la marmellata di ideologie, di grandi discorsi sopra. Questo vale anche per la materia del welfare, della specificità veneta. Esiste una eccezione, una differenza veneta che incomincia già 30 anni fa e riguarda il modello sanitario, il modello di assistenza ai disabili e alle persone in difficoltà, la gestione dei conflitti di lavoro, la formazione professionale, il ruolo di Veneto Lavoro e avanti questo passo. In più, nel caso Veneto, il primo fondo assoluto in Italia di tipo provvidenziale è stato fatto 30 anni fa in Veneto, Solidarietà Veneto, molto prima dei fondi nazionali e molto prima del fondo del Trentino Alto Adige. Su questo poco si è discusso, nel frattempo tutte queste esperienze sono cresciute, adesso si tratta di capire come si riesce in qualche maniera a integrarle, a fare il sistema in modo da passare dall'esperimento, dal vedere cosa succede, alla fase istituzionale della maturità. E questa è la sfida con cui è stata fatta questa giornata di welfare.